Ci troviamo con il dottor Leonardo Salvaggio, sindaco di Poggioreale. C'è una sagra in prospettiva molto importante che richiama poi ogni anno tantissima gente. Sì, precisamente, quindi è sempre nella prima decade del mese di maggio. Quest'anno cadrà giorno 9 e giorno 10, quindi sabato e domenica, ed è una sagra che ormai è ben consolidata, dura da circa 15 anni, riprende un po' tutta la lavorazione dei formaggi tipici della Valle del Belice e della Vastedda, che è un formaggio tipico proprio nel DOC che ha avuto, quindi, diciamo, questo riconoscimento, e noi quindi saremmo lieti di ospitare la gente, quindi di qualsiasi parte possa venire dalla provincia, ma anche dalla Sicilia o da altrove, perché sono quindi delle situazioni da non perdere. Oltretutto ci saranno dei mastri caseari che spiegheranno proprio come dall'inizio, quindi come viene fatto quindi il formaggio, cioè dal latte si arriva poi alla composizione del formaggio e della ricotta, quindi si può avere anche un qualche cosa da apprendere in questo senso guardando l'arte di queste mastri casearie. Sapori, profumi, colori, cieli tersi. In questo momento è veramente il momento giusto per fare una passeggiata qui a Poggioreale, ma anche per gustare appunto questa famosa Guastedda che è veramente rinomata in tutto il mondo. Sì, diciamo è il nostro fiore all'occhiello come prodotto caseario che ha avuto questo riconoscimento, ma lei diceva bene, perché il nostro territorio offre tantissime altre cose, quindi dall'aspetto paesaggistico alla zona archeologica, la visita anche di questa città nuova che magari può avere tanti aspetti negativi ma anche qualche cosa di significativo. È da vedere, quindi io invito tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento a farci visita. Ricordiamo la data? Il 9 e 10 maggio.